Ma picchi un ticecchio una bella femmina. E passatello un piacere ogni tanto. Oh, minchia, Francesca, chi darà ta viena? Oh, sape fare certe cose? Madò! Ora che ci penso meglio che te la fosse sprecata. Minchia Cesare, smettila. Arrivarono. Raffaele, Bennaido, un piacere, come sempre. Che bella macchina. long a stare in Palermo. Ah, beh, l'amici di persona sanno a bere. Chi tu è? O barone Fontanella. Da sta zona i case sono tutte sue. Mio zio ci un aiuto una volta ogni tanto. Isabella, vieni qua, saluta l'ospite. E chi tu? Suo figlio Gennaro. La sola cosa che ci piace è chiassare i piccoli e i due stesso. Case e amo. Picciotte è un travaglio importante, sentitemi. O padrone vuole che Isabella passi un antico tempo con figlio barone. Io vuole bere il tempio, sulla costa. La vede accompagnare. Facete in modo che i due si teniamo posto. Come se tu bestia ci avessi cogliona per provarci. Ah, buono, o padrone non vuole problemi, Cesare. Non abbabbiare. C'è che non stai mai in una macchina. Fanno ciò solo come oggi e a finire un mondo. Pensava a ride c'è cavaggia. Ah, così si muove in anticchia. Peggio pedda. Picchion fa guerra a mia. Ha visto stamattina che sta guerrando. Non sono così stanco di vedere mediti al volante. Meglio se piglia un cavallo e ci dà un'occhiata. Ne vedremo sul Reggio. Se Gennaro ci riesce a farla paitere. Runare un'occhiata mia. Vediamo se riesce a pigliarmi. Lasciamole tranquille e o pigliamo nei cavalli. Vedremo che tempo perdono. Appunto. Merda! Lo faccio a bere io come si fa? Non serve, dammi solo un minuto. Andiamo. Isabella. Pronta per essere cavalcata. Spero che non No, ti dispiace che ti perdi un giro con la Sbagliato. macchina. E passare il tempo con De Rune. No, preferisco cavalcare. E magari la vostra compagnia. Come complimento lasciano anticchia a desiderare. Ma grazie. Sì, in poche parole hai detto che vorresti cavalcarla, Enzo. Però, Cioè, pure bravo. io duca le coina come tutti i lauci. perché ci tiene così? Non lo sai? Sti terreni tutti robarone so. Il grande Don Torrisi solo un gabellotto, Salutiamo, Gaspare. Buongiorno, vi preparo i cavalli. Solo Alba. E Navo Giuppienzo. Fai carriera, Caruso. Scegliete che gioca vuoi. Ah, possiamo sceglierci il cavallo? Tu scegli un cavallo che ne niemo. Hai capito, stalle, visita una stalla per accedere alla tua collezione di cavalli. Nivola, Ciccio, Sicuro Ercole è proprio bello. s'accupa. Ercole è proprio bello. E poi è proprio veloce Ercole. Vada per Ercole. Stanno arrivando. Amone, Scimonito, così fa scantare i cavalli. meglio che si abituano. Amone, Genna, ne vedremo alle rovine. Dai, andiamo Isabella. Cantare cioconi, poi sa fammi a bere. Prima ne niemo ricca, meglio è. Tino mi sta troppo rinquadro. Che bolle vuote? Pirere su faccio qualche cosa di sbagliato e mettermi in guai come pace. Ah, è un C'è bisogno che si piglia cagacazzo. bene con Buace quando i guai che con me una Cesare baistano a sovecchiano. Cesare c'era a che fare, certo. Però a Tino ci piace andare a raccontare cose a me pace. Io non so dove andare di qua. Beh, segui le strisce che hanno lasciato. Assai assagita con figlio barone. Piso E non ci sono più. progetti. Vuole che mio marito con Gennaro. Oh, Sempre che un barone si convince a prendersi per nuora la figlia Rogga Bellotto. mamma mia, ma è brutto. Un incubo. A fine era la mia vita. Non può hanno coscienza. Lo può fare e finisce che lo fa. È quello che ha voluto sempre più mia. Ah, Avete fatto un conto? Il problema
Eka mai mu domandò. Male male, eh. Che è successo? Un è Valerio Duocoravante? Salutiamo. Te ne vai a caccia? A così mi sfogo. Quando c'è Fontanella peri. Mi dice Cesare che stai tagliando le rovine. Mio padre vuole che facciamo a divertire a Gennaro. Meglio che facete come dice Ido, allora. Occhio vivo, Enzo. E non venite montagne, i briganti d'uoco ammazzassero pure a sua madre per una macchina come a Kid. Tranquillo, non ti preoccupare. Ci venivamo spesso a visitare sti ruini. Ce l'ha lanciata, Quando mia madre era viva. Ce l'ha Quando eravamo lanciata. una famiglia. Ora Pezzo di gli merda, altri Valerio, faccio ce l'hai pure uscire di lanciata. casa. Magari vi vuole solo proteggere. Oppure tenermi sempre un ne mi può controllare. L'estate scorsa ci disse che me ne voleva ir a Napoli a studiare. Appunto che stava sfasciando tutta la casa. Ah, ora ne divertiamo. Enzo, bene cara, manama. Divertitevi, Oddio. ciao. Chi ci fosse sfasciò? No, solo mi stava talando sto panorama mentre mi faccio mangiare dei moschi. Meno male che ci sogno io. Mi pareva che l'aveva aggiustato, ma il motore va già avviato. Enzo, invece di stare tenendo il fuoco a tampaseare, vedremo se ci riesci tu a fare la fighter. Giustamente, no? Sia mai che questo qua faccia qualcosa. Allora, Verissi, Genna, o vedano sa fila. dai. Oh, pezzo di merda. Vanno a ammazzare. Cosa inutile. Soltanto a se stesso sape pensare. Pezzo di merda, mi sta tirando sotto. Ricca, picchiamo a strada panoramica. Az. Immaginati una vita incatenata a Id. Tu ti puoi maritare a chi vuoi. Io, te mani me pace, sogno. Non sempre potremo decidere chi tu chi facciamo. Un riuscissimo vuoce, no? Io non posso decidere manco chi duca sogno. Da vita non esiste solo un dovere, Enzo. Hai capito? Cioè lei tipo ha questa crisi di non voglio fare ste robe. Voi due soli siete? No, sì, Enzo è il mio accompagnatore. Ah, ho capito. Senti, ultimamente non veniste a confessarti. Scusate, padre, ho un po' di pensieri in questo periodo. Ragione in più per lavare la tua coscienza. Mandami il rispetto a tuo padre. Sarà lui quello che Mi ti passa sposerà? troppo contenti di sapere che eravamo sole. Domini d'onore della valle mai contenti sono quando mi vedono fare so come piace. Abituata sono. Tu però un sì come l'auci. Io uomo d'onore sono. No, è che tu a me mi tratti come una persona. Magari è perché sa ciò che significa sentirsi sole. Magari Mamma mia, le parole giuste al momento giusto, Enzo. Un cavaliere, un gentiluomo. Picchiamo a razzera che passa per i montagni. Vai. Ma passa il tempo che non ci vai. Ma Valerio resse... Che faccio, corremo? Cupedi se ne torna qui Gennaro. Oh! Amone! È che stai gareggiando contro il fantino più veloce di tutta San Celeste, Dai che stai combattendo. No, dai, va bene, parte la gara. Giù, destra, prendi la curva. Supera. Parte, prende la scorciatoia, attenzione. Si incespica. Viene superato malamente. Però ci sta, sai, la devi far vincere. Capisci, no? La fai vincere, gli dici... Cazzo, ho combattuto, però alla fine vince lei, perché poi, sai, entri nelle grazie del Don. Oddio, non so se in realtà vada bene, Parte! Il supero! Non è vero! Cerca la scorciatoia, passa all'interno. Passa all'interno. E vince lei. Mizzica, un campione europeo battevo. E magari senza impegnare troppo. Come un segno a cavalcare così. Fece assai pratica. Non è che c'è altro a che fare, che. Sei pronto per fare un giro con Gennaro? Ma vi ero ricevo. Lasciamo perdere la scommessa. Tanto Cesare Reggiamà che non si smuovesse mai. Mi pare quasi che ve ne volete tornare con me. Eppure se fosse... Attenzione! Bello Eppure fuggire se insieme a fosse... così. Poter parlare con Quaccaruno. Magari Dio Oh, fosse sempre Maccaruno. così. Potessi essere. Ma ci stiamo proprio così? Glielo stiamo per dire? Picca manca. Chissà
Questa è asciata che faceva con me maci. Aida ci piaceva assai. Ci sono 2 persone sul cavallo là Ma sopra. la assai fu. Ma pure li peggio ioinate. Si susiva rulietto. Più Non bene mi ricca. Era piace. tessarura allora. Ma buono. Non mi piace. Quando mosse, canciaro tutte cose. E me pace canciocchio assai di tutti. Mi dispiace assai. Vero. C'erano 2 persone sul Girarnescia, cavallo. ti voglio fare vedere una cosa. Che cosa? Mia madre era un artista. Li sta timba, li dipinse una pare volte. Che bello. Ma c'è pure la E per chi se la mi barchetta. buttai a macchina. Aveva assai che ci voleva fare una fotografia. Ti capito mai riprovare una? No. È la prima volta che ne vedo una. Tieni, perché non nascatti tu? Sicura siete? Certo, tu punti le ruine e tali ancia lenti. Poi su Sebbi può canciare un fuoco. A così. E se giri questa, cancia quanta luce fa trasere. A così. Ah, scusa. Niente. Bono, allora chissà e quanto. Quando sei pronto, ammacca sto tasto. Ah, proprio posso scegliere io come fare la foto. Ma è stupendo. Avendo studiato io da fotografo, se sbaglio adesso faccio una figura di merda. Allora, intanto mettiamola a fuoco. Ok. Così no, così a fuoco. Così viene sovraesposta. Così no. Così non è male. Vai. Bella. Fatto. Quando è pronta, poi la faccio vedere. Spero che venne buona. Se non è buona, ti aiuto io a pratichirete. Che pace. Vero, eh? Ah, bello po'. Avessimo a raggiungere l'auce. Però c'erano 2 tizi sul cavallo che non mi sono piaciuti prima. Ma proprio per niente. Andiamo, Ercole! Vedo cavallo mio. Buonuta piracca macchina fotografica. Sua volta posso prestare. Assai ce ne su poi ste che volesse fotografare. E chi ve ne facete? I più belli nei salvono un diario. Lei sa assai romo non diaro. Per l'America, per l'Inghilterra. Ma Valle Dorata unica, eh. Mi piacesse assai documentare sto posto. E io a leggisse. Aiutami a fare auto fotografie. Qui sapi cos'era vita. Quasi arrivati siamo. Mi piaceva assai stare un po' Attenzione, con ci ingaggia come Firenze. fotografo. Da quando arrivasti E poi tu, stile poi Leonardo si DiCaprio sul canciavano. Titanic. Poi Grosso Contenta assai, ritratto sogno che fotografico, però Pure io. di lei nuda con la arrivassi. collana. Casemo. Che si è scannalato. Finalmente è arrivato. Il tempio è qui da che assai di 2000 anni. Fidati, non scappa. Una femmina fotografa? Non ne conosco. Ah, certo, Gennaro. E Carusa Rucati? Non è quello che... Cominciamo a ridere, eh? Perché non mi conti delle tue fotografie mentre ne facciamo un giro? Voi ti tagliate la macchina mentre noi due siamo via, eh? Va bene? Ah, non ti scantare, lo tratteremo bene. Forza, che va a fare? Ah, sta tranquillo. Si sa per difendere da Dusce Munito. Mm, mm, mm. 2 ore sono tante, eh. 2 ore sono tante. Che succede?
No, facciamo un giretto. Gennaro te la sa portare ora. Amici assai diventati. Ma su, Gennaro. Basta di racchianciare in neso pace. E poi, compà, vieni capo tu. No, io. Ma fanculo. Fammi bere come si fa. Ecco, bravo. Ah, vedremo come te la fere. A me, frate. Cazzo! Non me l'aspettavo da Ma come Enzo, motore tutto a bello chiave. rispettoso. Io e i picciotti veniamo fino a qua qualche volta. Allora, Sì, no. accendere la sappiamo già Sì. accendere. Troppo bello. ok. Sente che musica. Vai te, amico. E mo? Come si guida quest'auto? Buono. Metto per il gioco e a morta. O vedi comandi. sempre un capo alla collina. E il gioco partono nei nostre gare. A chi non in capo, che se guidi buono forse poi ti faccio fare un Madonna, non curva per un cazzo. giro. Usa la voce pedale per fermarti. Ha una bellezza come chissà, ci va a portare il rispetto. Buona così. Ora vedi Non gira. faccio qualche cosa e a posto siamo. Però queste qui erano tipo le prime auto. Che belle, regà. Madonna, quanto cazzo sono belle. Mi pare che sei pronto per la sfida, caruso. Sale a due. Il circuito degli dei. Dici? Vedremo se sta per stare cireccia. Le colonne che nasce su per segnare la sciata. Faremo tante quelle torna fino a stronzate. qua, la linea di Faremo partenza. tante amore. stronzate. Ah va! Spingi sull'acceleratore. Vai. Il meno tempo possibile. Il mondo è mondo che anni si parti se ne fanno a gara. Vediamo se siamo bravi tanto con la macchina quanto con il E cavallo. una a facile. Una, vai. Ancora! Che ce n'è una voce. 2, Dopo c'è la vostra colonna. 3. Sentissi pure tu? Faremo un quei pilupati. I cacciatori saranno. Si arrivano alla prossima. Minchione! Accura la macchina. No. Sono distratto dalla colpa di Lupara. Quasi alla fine siamo. Dove devo andare? Mi sono fatto distrarre dal colpo di Dove c'è pistola. l'ultima? Buono. Ora vedremo i fareti capire tutto chi tocca può fare in questa pista. Fate un altro giro. Ma stavolta spincio o massimo. Amone, guida! Però noi stiamo qua, là, stiamo imparando a guidare, questo va bene. Però c'è stato un colpo di Lupara. Questa è la prima colonna. Allora, La velocità una. è buona. Ok, di qua, saltino. Perfetto. Nauta. La potevo tagliare Minchia, prima. volando sta. Sei sicuro che sono cacciato? Un canoso il suo poi, fidati. A gente ce ne so assai. Non mi Come sa piace. guidare? Isabella! Muoviamo, ne forza. A sinistra, Enzo, vai. Amone, tuo tempo. Mamma mia, Cesare, quanto mi stai sul cazzo perché mi fai fare ste robe? Minchia, banditi! Ora! Facciamo attenzione, morte siamo! Amone! Merda! Via, ma sono tutti quelli che mettono tua mia! Via, 1. E regà! Giù. Dobbiamo stare attenti. Facciamolo fuori! Che fa, non erano cacciatori, Cesare! No, Enzo! Ammazza di passaggi! Ah, posso cambiare anche, mica lo sapevo. Ok, giù. Come cazzo spara quello? Minchia, non entrano i colpi. Dai. Vincitelo fuori! No, 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 no. Ok, carica. Isabella se fanno pigliare! No, la ma raggiungere. Mi sono curato velocemente. Un rilassato avvicinare! Vai a fiere del Ah, non me ne frega un cazzo. Minchia, eccolo! Sono senza munizioni. Ah, aiuto, 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 aiuto. Prendi di questo. Grazie. Merda, merda, merda. Devo essere veloce, devo essere veloce. Io ho preso un pochino di munizioni. Giù di qua. Bende. Ok, 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 ok. Là, pistola. Carica.
Non mi entrano i colpi per nulla. Ok. Però ancora troppi pochi colpi. Devo lottare. Carica, carica, carica subito. Giù. Anzi, vai di luparo. 1, 2. Mamma mia, che bella! Fammi ricaricare un pochino di vita, va. Ricarichiamo e prendiamo tutto. Dai che c'è la nostra amata in pericolo. Ci sta la nostra futura moglie in pericolo. Ok. Meglio. Dalla distanza? Mi piace. Figli di puttana. Ma non c'è nulla, neanche il modo di poterla tenere tipo stabile. Preso. Oh, non riesco, è incredibile. Faccio il giro. Vai, affanculo, così faccio prima, dai. Mamma mia! Poverino questo! Come l'ha preso in faccia, diretto. Devo far ammazzare perché? Via. E dovrei curarmi. Dietro non ne ho, fortunatamente. No, oddio, sì, ce li ho. Ah, è mia! Non è tua! Via, fuori dal cazzo! Fammi prendere un po' di munizioni, vai. Importantissime. Cura. Ok. Meglio così. Ho preso la rupara. E andiamo. Isabella, on ne siete? Minchia. Ok. Buono così. Andiamo. L'ho sentita? Messina c'è scritto? Dov'è? Minchia, non me ne frega un cazzo. Ah! No, me ne frega. Scusate, non lo faccio più. Come si usano le granate? Via 1. Via 2. E via 3. Vaffanculo. Prendi questo, tu. Terra! Granata! Via! E via pure te. Madonna, mi stavano per fare. Aspetta. E qua c'è... Isabella, aspetta, che c'è un attimino una cosa importante. Benda, vedi che era importante, te l'ho detto. Devo andare immediatamente da Isabella. No, riesci. Isabella! Voi, davanti mettete. Io quel che mi farà? Testini! Perché puttana! Amonenne! Enzo! Non lasciamone fuori! H! Io guido, tu spari! Meglio per te che ti insegni veloce. Hanno picchiato Isabella. Pensa che si può picchiare a me cucinerà così? Hanno picchiato Isabella. Gennaro me ne frega il cazzo, ma hanno picchiato Isabella.
Non dovevano farlo. A te! Devo ammazzare prima che fa mezzero. E come erano mesi, ho tutto preparato, Un cristiano manco può giocare tranquillo senza che uno d'istituto sta fuori da un albero. Ah, posso sparare pure io. Ok, posso sparare pure io. Amone Cesare, guida tu! Per cazzare! Io picchio un cavallo! Sì, così. Dai. Ok. Sto arrivando, Isabella. Cazzo se sto arrivando, Isabella. Ah, Amone! Il tuo cavaliere è qui, Isabella. Picchia! Dove scappi? Dove scappi? Da me devi stare. È mocarlo, Messina! O ti faccio pimpare io! Ammazzalo! Ah, no? Come riuscito? Non guardo mai più! Ammazzato! Buttalo giù. Sì. Ma conducente! Pensavo di stare Bastardo! Enzo, Isabella! State bene? Enzo, State bene. Isabella, stai bene? si portarono a Gennaro. Guarda, mi devi andare a casa. E tu che fai? Uscì questo coto. Amore, Isabella. No. Avevi ragione, lo sai. Che minchia può fare, Che cosa? Sta a fare ammazzare più do scemonito. La ma bessare sta cosa. Non fare minchiate, mi capisci? Stai tornando, con Luca e con gli altri.